Picchiato e minacciato in un bar dove, con la mamma aggredita a sua volta, aveva provato a mettere la parola fine su una storia tossica. Ha solo 15 anni, la mamma 35, la ragazza padovana che da mesi era perseguitata e molestata dall'ex, un 19enne tunisino, in Italia senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio e responsabile anche di un'aggressione con un coltello a un connazionale. Da mesi il 19enne teneva in scacco la ragazza con minacce, telefonate quotidiane, messaggi continui, giorno e notte che lasciavano poco all'immaginazione. Se mi lasci, fai una brutta fine. Lunedì scorso, in un bar di Mortise, lei con la mamma gli aveva spiegato che voleva lasciarlo. La reazione del 19enne era stata immediata, prima una tirata di capelli, poi un pugno alla quindicenne, schiaffi e pugni al volto, anche alla mamma intervenuta per difenderla. Le donne erano scappate a casa del padre della quindicenne, qui il 19enne le aveva raggiunte arrampicandosi su una grondaia per fuggire solo all'arrivo della polizia. Portato in ospedale, la quindicenne i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico con 10 giorni di prognosi, 7 giorni di prognosi per la madre per botte e contusioni. Non domito, il giorno dopo il 19enne si era presentato a casa della nonna, da dove è partita una nuova chiamata al 113. Arrivati nei pressi, gli agenti della volante hanno rintracciato il giovane in flagranza di ferita con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato convalidato. Per il 19enne il questore ha disposto il collocamento presso il centro per il rimpatrio di Milano in attesa dell'allontanamento definitivo dall'Italia.